bisogno per resistere di un sistema dell'istruzione, attenti alle biciclette, di un sistema dell'istruzione privatizzato, di un sistema dell'istruzione che si fonda sull'ignoranza, di un sistema dell'istruzione che togliendo i soldi a scuole e università pubbliche vorrebbe ridurre il sapere a una merce, vorrebbe ridurre i posti dove studiamo, la qualità della nostra didattica a mere lezioncine, dove addirittura adesso si insegna a sparare, è una vergogna. Vorrebbe ridurre il sapere a qualcosa di elitario, a qualcosa di classe, in cui pochi ricchi, figli di papà, possono mantenersi gli studi da decine di migliaia di euro e possono quindi permettersi di diventare classe dirigente di questo paese, non certo noi, figli di nessuno, figli di precari, figli di operai, figli di dipendenti pubblici, non certo immigrati che sul posto di lavoro vengono discriminati con paghe da fame oppure vengono tenuti nella schiavitù del lavoro nero come a Rosarno, dove giustamente i migranti si sono ribellati. Facendo sentire la nostra odio verso la Gelmini, verso questo governo, verso Marchionne, che a Pomigliano sta cercando di fare un'operazione di rimozione di 100 anni di conquiste degli operai e della classe operaia. E quindi diciamolo anche ai signori che stanno dentro le istituzioni là dentro. Pace sociale, vince capitale, lotta di classe, vincono le masse. Chiamo Antifa, hooligans. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Antifa, hooligans. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Antifa, hooligans. Come on, come on. Noi la crisi non la paghiamo. 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 Berlusconi pezzo di merda. Berlusconi pezzo di merda. Berlusconi pezzo di merda. Berlusconi, Mussolini, farete la fine di Mussolini. Berlusconi, Bossi e Fini, farete la fine di Mussolini. Berlusconi, Bossi e Fini, farete la fine di Mussolini. E su Tremonti cosa diciamo? Tremonti, tu sei pazzo, gli strumenti non pagheranno un cazzo. Tremonti, tu sei pazzo, gli strumenti non pagheranno un cazzo. Poi piedi della proprietà. Quando tu vedrai la fame entrare nelle case della gente e ti accorgerai che te al freddo non gliene frega niente. Mafia e PCA, polvere di stelle, vi te prenderà. Cercheranno soldi
stanno sempre da parte. Ho 83 anni, mi respiro, sempre sarò in mezzo a voi a lottare. Coraggio! Resistenza! Ora e sempre resistenza! Ora e sempre resistenza! Ora e sempre resistenza! Ora e sempre resistenza! Io tengo duro per poter lottare ancora e avere in mano un bel mitraglione. Grazie, scusate.